Un cordiale saluto a tutti voi che siete presenti in questo oratorio Santa Teresa di Gesù Bambino in Agrigento e un caloroso saluto a tutti i telespettatori che a casa stanno seguendo questa trasmissione avendo come tema Cattolici in politica, diamo una speranza alla nostra provincia. Un vivo ringraziamento va a tutti voi che siete venuti, che avete partecipato a questo incontro. Prego signora. Prego. Va al parroco nostro Don Giuseppe Giammusso che ci ospita, molto attento alle tematiche sociali. Un ringraziamento a tutti voi, anche Margherita Larrocca Ruvola ha voluto essere presente e noi la ringraziamo, è venuta da Montevago, forse da Palermo, però sappiamo quando ci tiene a questo tema e ha voluto essere qui presente. Prima di entrare nella presentazione di questo documento che abbiamo fatto, diamo una speranza alla nostra provincia di Agrigento, mi sembra doveroso fare un po' la genesi di questo movimento che è nato e perché siamo arrivati a questo incontro. Nei primi di gennaio un gruppo di amici provenienti dai vari comuni ci siamo incontrati nel seminario di Agrigento proprio per riflettere sul tema i cattolici in politica. Un tema molto interessante, un tema attuale. E successivamente queste persone, un gruppo più ristretto, si è incontrato, ha focalizzato alcune tematiche e da alcune tematiche, grosso modo, focalizzate, poi lentamente è venuto fuori questo documento, diamo una speranza alla nostra provincia di Agrigento. Dunque è un documento che ha avuto un iter, ha avuto un cammino. Ma prima di entrare nel merito di questo documento, mi sembra che bisogna fare alcune precisazioni per evitare delle confusioni. Proprio su un tema, cattolici e politica, che non è discusso e dibattuto come lo fu 30 anni fa, 25 anni fa, e chi ha una certa età ricorda che questo tema fu oggetto di tanta discussione. Alcune precisazioni. La prima precisazione mi sembra questo: ma i cattolici devono vivere la politica da singoli cittadini o come cattolici cittadini? Lo vedete, cari amici qui presenti e che siete a casa, sembra che alla fin fine non debba esserci alcuna differenza e invece no, la differenza è notevole. Una cosa è che io vivo il mio impegno da singolo cittadino e basta, e dunque vivo la mia fede nella forma privata, e dunque la mia fede non deve avere nessuna rilevanza nella vita politica. Un'altra cosa è invece che io vivo il mio impegno come cattolico cittadino. Cittadino e cattolico, nel senso che la mia fede deve avere una incidenza nella politica. Non posso vivere la fede come atto devozionale, la fede nella Chiesa e poi nella società devo essere un altro. Non è che io in quanto cristiano faccio i miei atti devozionali e poi nella società devo dimenticare di quello che sono. Per cui ovviamente la fede di ogni credente deve avere una sua azione pubblica. La fede
deve incidere il proprio costume, la fede deve incidere nelle relazioni sociali. Io sono cristiano sempre, a scuola, nel mondo del lavoro, ovunque io mi trovo. Detto questo, un'altra precisazione è che io vivo il mio impegno attraverso la mia identità di cattolico, in quanto battezzato, e vivo questa mia identità nella fede, nella speranza e nella carità, che sono le cosiddette 3 virtù teologali, Padre Giammusso. Lo vogliamo dire pure ai nostri telespettatori. Fede, speranza e carità sono le 3 virtù teologali proprio di un credente, di un cristiano. Non per nulla noi abbiamo intitolato questo documento "Diamo una speranza a questa provincia di Agrigento", e vogliamo dare una speranza in quanto cristiani, e se noi riusciamo a dare una speranza a questa provincia di Agrigento sonnacchiata, sfiduciata, noi siamo credenti, perché vogliamo portare una speranza dove questa speranza ormai non c'è più. E dunque è impossibile vivere la fede nella forma privata, come purtroppo a volte si cerca di viverla, ma deve avere una rilevanza, diciamo, pubblica. Ecco, cattolici in politica, non cittadini in politica. Non basta soltanto cittadini in politica, ma cattolici cittadini in politica. Perché, lo vedete cari amici e cari telespettatori che siete a casa e che ci state seguendo, abbiamo detto che l'identità del cristiano, del cattolico, è vivere le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. Ma quale carità? È facile fare la carità del volontariato vincenziano, Padre Giammusso, anzi dico lodevole, ma non basta. Diceva Paolo VI che la politica è la più alta forma della carità. E per essere concreti, io non posso limitarmi, Padre Giammusso, mi faccio riferimento a lei che è qui presente, ma lo vorrei qui accanto, non posso limitarmi soltanto all'azione della San Vincenzo e poi dimenticare lo sperpero del denaro che c'è nei comuni. No, io come credente devo interessarmi della San Vincenzo nell'immediato, ma devo capire lo sperpero del denaro che c'è nei comuni e i comuni non possono intervenire, perché la carità deve essere azione politica, così come ci diceva Paolo VI. E allora non possiamo vivere noi la fede separata dall'azione politica o vivere la fede nella forma privata senza alcuna incidenza nella vita politica, perché quell'Eucaristia che come cristiani prendiamo la domenica o nel giorno quotidiano feriale deve essere un'azione che deve diventare azione politica quotidiana, secondo la carità. Ripeto che è un discorso estremamente delicato, lo dico a voi, amici che siete qui nell'oratorio di Santa Teresa di Gesù Bambino, e lo dico anche a tutti i telespettatori che ci seguono tramite la Televideo Agrigento. Cioè io come credente non posso limitarmi a fare la mia comunione e poi dimenticare che la mia comunione, questo pane spezzato, deve essere azione di carità ed azione politica. Devo aprire gli occhi, devo sapere l'ambiente in cui vivo e allora deve diventare apostolato politico, esercitando in tal modo la carità. È un argomento certamente non nuovo, perché già nel 1900
76 la Chiesa italiana fece un primo convegno evangelizzazione e promozione umana. Ma un'altra riflessione adesso si pone, dopo aver detto del rapporto tra cattolici e in politica, dopo aver sottolineato l'identità di un cattolico in politica e dopo aver rilevato, anche se in una forma semplice, la carità come azione politica. Ebbene, ma perché i cattolici devono essere in politica? Dove sta scritto? Il compito dei cattolici è quello di portare al centro del dibattito politico l'insegnamento sociale cristiano. Qua. Oggi più di ieri, portare l'insegnamento sociale cristiano al centro della vita politica. E noi siamo qui per questo. E non solo, diciamo che questo insegnamento sociale cristiano nel Novecento ha fatto grande questa Italia, ha fatto grande questa nazione. E se oggi noi stiamo vivendo una delle crisi più tragiche a livello nazionale, è perché in questi 30 anni l'insegnamento sociale della dottrina della Chiesa lentamente è venuto meno. Ma perché è così importante questo insegnamento della dottrina sociale cristiana? E perché? È un insegnamento, è una dottrina che ha detto bisogna partire dagli ultimi. Questa è stata la grande intuizione sociale di Leone XIII con la Rerum Novarum. I diritti fondamentali dei cittadini, delle persone, non possono essere calpestati. Partire dagli ultimi. Capire la società partendo dagli ultimi. Avere l'insegnamento sociale cristiano, guardare l'insegnamento sociale cristiano significa fare una politica a partire dagli ultimi. Ma basta soltanto partire dagli ultimi? Sì e no, perché occorre che nella società, nel dibattito politico, sia messa al centro la dignità della persona umana. Ma quale persona umana? Quella che ha i soldi o anche quella che non ha i soldi? Tutte le persone. La grande rivoluzione dell'insegnamento sociale cristiano è che ogni persona è immagine e somiglianza di Dio e al centro di ogni politica deve esserci il rispetto della dignità della persona umana. Mentre io parlo, cari amici che siete qui presenti e telespettatori che siete a casa, cercate un po' di fare un confronto tra questi argomenti e l'applicazione nella vita sociale e politica di oggi. Quanta divergenza che noi abbiamo. La società non può fare a meno dell'insegnamento sociale cristiano, della dottrina sociale cristiana. Perché parte dagli ultimi, perché mette al centro la persona umana, ma perché? Anche perché il pensiero cristiano sociale è stato in questo Novecento un insegnamento di dialogo, non di contrapposizione, non di odio. La società è arrivata a un certo punto e ha detto qui occorre che ci sia una forza che possa far dialogare le parti in contrapposizione.
tra proletari e classe padronale, altrimenti qui c'è lo sfacelo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia dialogare. Ecco che nasce la dottrina sociale della Chiesa, l'insegnamento sociale come forza di dialogo. E guardate quanto oggi ne abbiamo bisogno di questo dialogo tra le forze politiche. Tanto odio, tanta disgregazione. Telespettatori che siete a casa, cercate di fare mente locale delle contrapposizioni, dei veti, dell'odio che c'è stato. Questo paese è cresciuto, ha raggiunto grandi traguardi perché c'erano uomini di grande dialogo. Il credente è per sua natura un uomo del dialogo. Ma perché la dottrina sociale della Chiesa deve essere al centro della vita politica? Perché l'insegnamento sociale cristiano si ruota attorno alla giustizia sociale. Vogliamo vedere la giustizia sociale? Dove è andata a finire in questo paese, in questa provincia, in questa regione, che è diventata una regione di lupi, una nazione che è diventata di lupi, dove l'uno se può sbranare all'altro se lo sbrana, dove chi può abbaiare di più abbaia, dove non prevale più la forza delle idee, ma la forza dell'abbaio, e tutti che abbaiano, nelle televisioni, nelle tavole rotonde si abbaia, abbaiare, lupi. Ebbene, i cattolici, l'insegnamento sociale della Chiesa, nel corso del Novecento ha fatto grande questa nazione perché ha avuto il coraggio di denunziare i baronaggi che c'erano e che noi come cattolici dobbiamo oggi cercare di individuare per combatterli. Oh, quanti baronaggi ci sono! E ogni baronaggio non fa altro che deprimere la dignità della persona. Dunque, come vedete, amici telespettatori, da questi brevi flash si evince che c'è la necessità da parte di questa società di far ritornare l'insegnamento sociale della Chiesa al centro della vita politica. E qui adesso, per evitare un malinteso, prego tutti l'attenzione, anche quelli che sono a casa, devo trattare un altro argomento estremamente delicato, che è stato un argomento sempre presente nei dibattiti quando si trattava il tema cattolici in politica. Avendo come priorità quello di portare al centro del dibattito politico l'insegnamento sociale cristiano, quale strategia usare? Quella dei cattolici sparpagliati o quella dei cattolici uniti? E qua tratto una questione molto delicata, dolente. Quale? Qui, cari amici che siete presenti e quelli che siete a casa, mi sembra che qualche chiarezza bisogna fare. Il problema principale non è la strategia. La questione centrale è come portare l'insegnamento sociale cristiano. Un insegnamento a scanso di equivoci, che non è solo per i credenti, è un insegnamento che vale anche per i non credenti. Cioè quella dottrina sociale cristiana che ha fatto grande la nazione non è il catechismo solo dei cattolici. Anche chi non è cattolico, anche chi non è credente, anche chi è in cammino può trovare degli spunti e dire: ah, ma io sono pure per gli ultimi. Ah, anch'io sono per una giustizia sociale.
un mio amico agrigentino, che si definisce ateo granitico, più ateo di così non si può, mi dice: ma io leggo le encicliche, le lettere di Papa Francesco che sono una delizia, perché Papa Francesco parla anche al tuo cuore. La dottrina sociale della Chiesa non è un patrimonio riservato solo ai cattolici, a tutti. Per cui in questo cammino chiunque, cattolici in politica, è in senso anche largo, in senso stretto, nel senso che ogni cattolico a nome della propria identità, del proprio battesimo è impegnato, ma cattolico può essere anche in senso largo. Chiunque si ritrova in quell'insegnamento può benissimo fare questo percorso. Ma quale strategia? Uniti o separati? Bene, io sono di quell'avviso che la questione principale non è quella di essere uniti o separati, è la centralità della dottrina sociale della Chiesa. Bene, io ritengo questo, che di lasciare libere le persone. Se qualcuno dice io voglio vivere, testimoniare la mia fede, il mio essere cattolico e politico, in modo personale, senza le necessità di aggregarmi, che lo faccia. Se invece 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 dicono no, noi nella nostra libertà pensiamo invece di fare un cammino più unitario, che lo facciano. Io, se devo dire la mia, dopo 70 anni penso di fare un bilancio. Abbiamo avuto 40 anni di cattolici uniti in politica e 30 anni, grosso modo, di cattolici in politica sparpagliati. Quale delle due esperienze ha consentito alla dottrina sociale della Chiesa di incidere di più nella società? La soluzione mi sembra che sia, chi se ne intende ormai di storia, non ci vuole molto a capire che le grandi riforme del lavoro, della sanità, della scuola, della previdenza, della casa, furono fatti nel periodo in cui i cattolici erano uniti, ovviamente in collaborazione con le altre forze politiche. Sfido io in questi 25 anni, 28 anni, questi cattolici sparpagliati hanno prodotto? Venitemelo a dire, sarei felice se mi dicessero il contrario. Ebbene, qui giungo ad un altro aspetto estremamente delicato, ma questi cattolici che vogliono riscoprire la bellezza della politica, cattolici in politica, questi cattolici che vogliono fare un percorso unitario per portare al centro della politica italiana l'insegnamento sociale, devono aspettare la benedizione del Papa, dei vescovi. Sarebbe, a mio modo di vedere, l'errore più grave. È una mia valutazione. Io posso capire negli anni subito dopo il secondo conflitto mondiale che il Papa e i vescovi chiedessero ai cattolici di stare uniti. Oggi non è possibile e non deve succedere, per un semplice motivo. Primo, perché c'è stato un concilio Vaticano II con la Gaudium et Spes che ha sottolineato che l'azione politica spetta ai laici in quanto tale, che nella propria responsabilità, nella propria autonomia decidono il percorso. Per cui, cari amici, se noi aspettiamo una benedizione di Papa Francesco o di qualche vescovo o dei vescovi o dei cardinali, ce lo dobbiamo scordare. Ed è così che deve essere, perché l'azione politica è una nostra scelta.
I pastori devono fare la loro azione pastorale. L'impegno politico, la forma di come noi dobbiamo testimoniare questa vita politica, o nella forma sparpagliata o nella forma unitaria, è una cosa che riguarda noi. Noi. Né i vescovi devono, né i vescovi possono. È un'azione nostra. Bene, detto questo, vado con molta velocità. Perché cattolici in politica? Perché la società ha bisogno di noi. Perché cattolici in politica? Perché noi abbiamo bisogno della società. Perché la società ha bisogno di noi? Perché noi che veniamo da una solida formazione sappiamo che la politica non si inventa. La politica non si improvvisa. Sappiamo che la politica senza retroterra culturale, amici telespettatori, senza retroterra culturale è populismo. Ripeto, è soltanto populismo. I cattolici hanno una solida formazione culturale, spirituale, un forte retroterra spirituale e culturale che proviene anche dalla conoscenza del magistero della Chiesa, che non è possibile fare populismo e nemmeno inventare, improvvisare la politica. Non è serio io, illustre signore X, dall'oggi e domani diventare deputato. Il rischio è che io vada a fare il deputato schiacciabottone. Schiacciabottone. No. Secondo quello che tu devi fare, devi avere preparazione, competenza e responsabilità. Dunque noi cattolici in politica perché la società ha bisogno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno della società, perché è arrivato il momento, cari amici, cari telespettatori, che non si può vivere la fede stando seduti nei banchi di chiesa, nelle lodevoli processioni a Padre Pio e alla Madonna, bello, bello, ma mettendosi realmente in gioco, anche a rischio di perdere, perché non è detto che quando noi ci mettiamo la faccia, quando noi ci mettiamo in discussione in politica, dobbiamo raggiungere buoni risultati. Può essere anche un fallimento, ma il rischio va fatto. Ma noi dobbiamo portare quella linfa di cattolici in politica perché noi soltanto lì siamo credibili, credenti credibili. E qui devo dire che in questi 30 anni la divaricazione tra fede e politica, o vivere la fede in una forma privata, non ha consentito di essere pienamente credibile nella politica. Dietro tutto questo cammino che abbiamo fatto c'è questo ragionamento che più o meno è stato anche in questo documento. Diamo una speranza alla nostra provincia di Agrigento. Perché nasce questo documento? Padre Giamusso, Margherita, il 60% degli elettori non è andato a votare in questa provincia. A Palma di Montechiaro il 72%. È una provincia senza futuro, senza speranza.
Abbiamo un'evasione totale, fuga di giovani. Dopo circa 18 anni ritorno a Giardina Gallotti, lascio la scuola con 220 frazioni alunni, dopo 18 anni ritorno e trovo in tutta la scuola elementare 42 alunni. È finito, sono andati via. È una provincia senza speranza perché, e qui come cattolici, non possiamo non fare una vera battaglia. Noi siamo straricchi in questa provincia. 7 miliardi di depositi ha questa provincia. 7 miliardi di depositi di euro sono all'incirca 14 mila miliardi di lire. E com'è possibile che in questa provincia che ha 14 mila miliardi di lire, 7 miliardi di euro, i giovani se ne vanno via? Perché la metà di questa somma viene presa e portata via, non viene investita sul territorio. Le banche telefonano a chi ha dei soldi per prestargli i soldi, alle ditte che sono in difficoltà non prestano nulla. Questa è ingiustizia sociale. Questo è il motivo per cui le aziende, gli artigiani, gli agricoltori vanno via, perché non c'è denaro che circola. In questo documento noi mettiamo a nudo la triste realtà della nostra provincia. Non mi dilungo sugli altri argomenti. Bisogna un po' cambiare tutto, andare contro i baronaggi. Una città come Agrigento non può pagare 17 milioni di euro per il servizio conferimento rifiuti. Non può. 17 milioni di euro. I cittadini, meno di 60.000 abitanti, non ce la fanno più. Allora ci vuole un'altra politica, vera politica, per lo smaltimento dei rifiuti. E per ultimo, lasciatemelo dire, io credevo che venisse smentito dalle dirigenti dell'ASP. Non mi ha incontrato e non mi ha smentito. Quando tramite lettera chiedevamo un incontro e dirgli: ma è vero o non è vero che in questa provincia mancano 500 medici ospedalieri? Sì o no? Non ci hanno risposto. 600 infermieri. Dov'è il diritto alla salute? Dove sta il diritto alla salute? Io credevo che dietro questa lettera, e dopo averne parlato anche alla stampa, il dirigente ci chiamasse e dice: guardate, vi stanno raccontando delle frottole, delle stupidaggini, non è vero. Non ci ha chiamato, non ha voluto il confronto. Come si può? Il 500 medici che vanno via e il 30% della popolazione costretta a curarsi dopo, fuori. E allora quale speranza alla nostra provincia? Nonostante questo, chiudo, noi siamo uomini della speranza, lo siamo per la nostra fede, e allora diamo una speranza alla nostra provincia. Grazie. Siccome c'è qui il parroco, vorrei che il nostro parroco Don Giuseppe Giammusso dicesse due parole, poi apriamo il dibattito, evidentemente chiedendo interventi anche brevi. Prego, Don Giuseppe. Intanto dobbiamo ringraziare veramente il professore Enzo, perché ridesta dentro di noi il desiderio di vivere
all'interno del nostro contesto, un contesto così trascurato, ed è un po' la coscienza vigile di un laico che richiama le cose, i problemi più profondi che tante volte passivamente noi lasciamo cadere. Dobbiamo ringraziare perché è vigoroso, è l'unica parola profetica che si leva così, anche se sommessamente, umilmente, ma che potrebbe accendere dentro di noi veramente un grande desiderio di sbracciarci e lavorare. Qui il problema è il coraggio e la speranza. Se crediamo dobbiamo un po' veramente dire, dobbiamo ridestare una speranza a questa gente che veramente si sente abbandonata, non solamente a livello altissimo, alto del nostro governo, che così tante volte è maldestro, non ha una coscienza vigile, dobbiamo dire questo, e non è nemmeno illuminata. Almeno si parte un pochino da questa sensibilizzazione popolare e dobbiamo dire che ogni volta, in ogni cosa, c'è sempre la voce del nostro professore che ci richiama a riflettere, a meditare, ad essere responsabili di questo contesto sociale che veramente va alla deriva. Grazie a Don Giuseppe. Allora apriamo brevemente il dibattito di questo contributo, qua tanti amici. Mi permetto soltanto di ricordare che noi stiamo mettendo su un programma con cui cercheremo queste tematiche, questo documento, di portarlo negli altri comuni della provincia di Agrigento. Iniziamo questo cammino. Qualche intervento? Sì. Prego, avvocato Enrico. Sì. Mentre l'avvocato si prepara, vediamo c'è qualche altro intervento. Quello che chiedo gentilmente all'avvocato Enrico, interventi di 5 minuti. Io vi ringrazio. Cercherò di essere brevissimo. Volevo semplicemente dire una cosa. Tutte le iniziative che puntano a rivitalizzare l'impegno politico in un momento di abbandono, di sconforto e di rinunzia in generale, certamente è un fatto positivo e va raccolto. Va raccolto anche tutto quello che è stato fatto, che state facendo, i documenti, quello che sa fare l'Icari, le indagini, le cose che sa fare l'Icari, che li sa fare anche bene, e tutto questo serve. Però devo dirvi, consentitemi schiettamente di dire una cosa. Siamo un poco fuori tema. Siamo un poco fuori tema perché il problema non è di stabilire se i cattolici debbono essere in politica, debbono impegnarsi o non impegnarsi in politica. Questo problema lo avevano risolto già a fine 1800, quando si parla di Leone XIII. Leone XIII era andato oltre, aveva elaborato una dottrina sociale che era in competizione con i socialisti e con i mazziniani, perché questo era allora, e aveva dato una indicazione ai cattolici: battetevi perché voi dovete nella società assolvere a un compito di riscatto sociale. E qui ci sono esempi luminosi, a cominciare dal padre Sclafani e tutto il resto. Cani, ma sono scomparsi, dirò perché. Ma sono scomparsi Cani Cattivi, Padre Lecata a Sciacca e altre cose, fecero le casse rurali, le altre cose, cioè tutta una cosa enorme, mentre d'altro canto c'erano i socialisti che facevano le cooperative e tutta una serie di organizzazioni sindacali e cose. I cattolici prima non erano stati in politica, perché c'era il problema dell'unità d'Italia. Se l'unità d'Italia si doveva fare
con la monarchia sabauda o l'unità d'Italia si doveva fare con il Papa Re, come in tanti, allora essendoci 7 stati, molti suggerivano che ci potesse essere una confederazione di stati con il Papa. Furono diciamo, cose che si dibatterono allora. Poi la Chiesa si sconfessò, o comunque la Chiesa ruppe con lo Stato sabaudo e impedì la partecipazione dei cattolici alla vita politica. Poi finalmente si capì che era una necessità. Poi i cattolici hanno fatto quello che hanno fatto, insomma la seconda guerra mondiale in poi, dal 1948, le elezioni furono vinte dai cattolici contro il blocco socialcomunista, non è che ci furono altre cose. Se i cattolici non ci sono, non ci sono perché la Chiesa li ha sconfessati. Perché la Chiesa non li ha voluti, perché se la Chiesa avesse voluto la partecipazione, la presenza dei cattolici in politica, li avrebbe mantenuti in politica, ma se la Chiesa li ha completamente sconfessati, ora non c'è dubbio, noi abbiamo avuto risultati di un certo tipo. Gli ultimi cattolici si sono rifugiati, gli ultimi cattolici politici si sono rifugiati nel Partito Comunista, poi PD, PDS, ora PD. È stato un bene, è stato un male, è stata un'operazione, sostanzialmente è stata un'operazione conservatrice, non è stata un'operazione rivoluzionaria, non è stata un'operazione avanzata, tanto è vero che è morto anche il PD. Il PD è morto perché è nato senza anima ed erano partiti divisi all'interno di quel partito, perché la tradizione socialista era una cosa, la tradizione cattolica era un'altra cosa. Quando in Sicilia abbiamo avuto, perché le disgrazie in Italia le annuncia sempre la Sicilia, no? Quando in Sicilia abbiamo avuto le elezioni regionali si è capito che era la fine del partito del PD, ma la fine del PD non era la fine di un partito, era in effetti la fine di un regime politico, perché si era creato un regime politico. Da una parte c'era la destra che è confinata, perché da noi la destra non potrà avere grandi speranze di riuscita, per un semplice motivo: c'è ancora il timbro, c'è il marchio di quella che è stata la destra che è stato il fascismo, e la gente e l'Italia del fascismo ne ha fatto un'esperienza così negativa che di tutte le malattie può morire, ma non muore più di fascismo. Di questo siamo... Ho finito, ma soltanto perché tu mi avevi invitato, prima mi stuzzichi e poi mi dice di chiudere. Questo è il discorso. Perché c'era un regime? Perché in effetti PC e Democrazia Cristiana soffocarono quella che era stata la dinamica vera, politica, scomparsa del Partito Socialista, la caccia ai repubblicani, scomparsa dei repubblicani, scomparsa dei laici, e quindi che cosa è rimasto allora? Allora è rimasto un PD che non è stato in grado di potersi evolvere. Perché non si è potuto evolvere? Perché questa convivenza interna di queste correnti che venivano di provenienza comunista e quelle di provenienza cattolica evidentemente potevano convivere fino a quando avevano la possibilità di stare al governo, e c'era l'occasione, perché c'era, come dire, l'esclusiva. La destra era sconfessata, la destra non era abilitata, non essendoci altro restava questo tipo di sinistra, che però era una sinistra disarticolata. Il PD non è stato capace di proclamarsi socialista. Ora, stare in Europa, perché abbiamo costruito l'Europa, in Europa ci sono i popolari e ci sono i socialisti, non ci sono altre forze. Le altre forze che spuntano in Europa oggi sono contro l'Europa, e le prossime elezioni, perché questo governo che è nato
Non c'è bisogno di pensare alla speranza. Alla speranza arrivano i fatti. Fra poco arriva il reddito di cittadinanza e quindi non abbiamo 7 miliardi li abbiamo di depositi in banca. Arriva il reddito di cittadinanza per tutti. Più felici di noi e più felici di sta terra. Possono ritornare tutti, possono ritornare. Guardiamo al futuro, non pensiamo al passato. Le prossime elezioni, che ci saranno tra un anno e mezzo, saranno le elezioni del 1948. Si stabilirà chi vuole l'Europa, chi vuole il progresso e di essere veramente europei e chi invece si attarda sul passato. Grazie Enrico. Prego negli altri interventi, se è possibile, rimanere nel tema per quanto riguarda la speranza nella nostra provincia di Agrigento, perché se entriamo nel tema di questo governo o le cose come sono andate, allora non finiremo mai più. Prego. Grazie. Buonasera, io sono Licari Salvatore e faccio parte dell'associazione Ethikos per il territorio, che è un osservatorio socio-economico. Collaboro unitamente a dei professionisti, ingegneri, architetti, che ci siamo interrogati nei numeri, nei dati, effettivamente lo stato della provincia, e evitando di scendere negli slogan soliti, la crisi, cosa c'è da fare. Noi siamo voluti entrare nei dati effettivi di questa provincia. Perché il sottosviluppo in questa provincia? Perché la condizione critica di questa provincia? Per cercare di porre un termine di discussione da cui risalire, rilanciare, riprendere il cammino nella direzione dello sviluppo. Quindi noi abbiamo fatto un'analisi scientifica numerica dei dati, perché siamo, diciamo, dei professionisti che siamo portati allo sviluppo, alla crescita, e ci interroghiamo. La crisi economica, la crisi, manca il lavoro, mancano investimenti. Giriamo l'angolo e prestiamo attenzione all'aspetto infrastrutture, una provincia priva di reti viarie, priva di depuratori, una provincia priva di infrastrutture culturali e sociali, una provincia che è al 99° posto fra le 107 province italiane e al 99° posto per le infrastrutture sanitarie. Parliamo di dati certificati da istituti che sono Istat, che sono Istituto Tagliacarne, che sono Censis, che sono Cresme, che sono anche i report medesimi della ASP provincia di Agrigento, e quindi riscontriamo che, ma come deve andare questa? Cioè i fattori dello sviluppo fondamentali in un territorio sono 3. Uno è la salute, assicurare la salute ai cittadini, perché attraverso la salute operano, lavorano e sviluppano al meglio. 2, assicurare quella dotazione di mezzi, gli attrezzi. Cosa sono gli attrezzi? Sono le infrastrutture, la dotazione a cui si uniscono gli attrezzi, le infrastrutture alla risorsa umana che riesce a produrre, a generare manufatti e ricchezza. 3, la libertà di impresa è un altro fattore ben preciso, riconosciuti, sono questi 3 fattori fondamentali a carattere universale in termini economici riconosciuti. Terzo, la libertà di impresa. Non c'è libertà di impresa, non c'è pianificazione economica delle imprese nel territorio. Non c'è un programma né turistico, e lo vedremo, né commerciale agricolo, nonostante parliamo di territori che vantano l'8% di quota produttiva nazionale in termini di ortaggi e frutta e il 5% in termini di produzione di vino, ma io non vedo
una ricchezza diffusa, ripartita fra le genti che viceversa abbandonano i terreni ed emigrano. Quindi qua sono mancati 3 fattori fondamentali. Questi 3 fattori non vanno detti a voce, non vanno detti a voce. Abbiamo tirato fuori un documento che sono le infrastrutture in Sicilia. Allora io vi posso assicurare che negli ultimi, del periodo che va dal 2011 al 2016, su 8 miliardi e mezzo di lavori, mentre Palermo si è assicurata 3 miliardi di lavori, Messina 1 miliardo, Caltanissetta 1 miliardo, Catania 1 miliardo e mezzo, quindi su 8 miliardi e mezzo, 6 miliardi e mezzo vanno a queste 3 province. Tutto il resto alle rimanenti. Precisiamo, queste 3 province, Catania, Messina e Palermo, figurano nelle prime 30 posizioni fra le province italiane dotate di infrastrutture. Cioè l'Agrigento provincia viaggia dal 97esimo a salire. Le 3 province, perché la Sicilia non è detto che è tutta in crisi. Qua si è fatta una sommatoria, non distinguendo le varie aree. La Sicilia non è tutta in crisi. La Sicilia c'è una parte che è in dotazioni notevoli in termini di infrastrutture e sono queste 3 province. Tutto il resto viaggia dal 97esimo posto a salire. Quindi la provincia di Agrigento, quindi su 8 miliardi e mezzo lavori messi in gara, su 8 miliardi e mezzo abbiamo detto 6 miliardi vanno a Palermo, Messina e Catania. Ad Agrigento ci vanno esclusivamente 480 milioni, quindi già una provincia deprezzata, svantaggiata, quando, se vorremmo dare un termine di suddivisione delle opere, perché vi è un termine. Il termine della ripartizione dei fondi deve avvenire sulla base della popolazione residente e estensione del territorio. Poi più o meno vi possono essere delle variabili dove magari necessitano reti viarie rispetto a erosioni o a dissesti, ma francamente la divisione è questa. Quindi la provincia di Agrigento su 8 miliardi e mezzo ha un 10% di incidenza, perché la provincia di Agrigento incide il 10%. Sarebbero toccati 850 milioni, gliene sono toccati 480. La provincia di Agrigento ha avuto 400 milioni di euro meno di lavori pubblici. 400 milioni di euro di lavori pubblici per noi che facciamo economia significano 8.000 posti di lavoro, perché i bilanci li sviluppiamo nell'ambito della nostra professione. 400 milioni meno rappresentano 8.000 famiglie che non hanno reddito. Non basta. Non basta. Programmazione. Mi sono meravigliato, credetemi, perché qua c'è carenza istituzionale di classe dirigente, ma non lo dico perché voglio additare a qualcuno in particolare, perché diciamocelo francamente, nessuno ne usciamo bene. Chiamasi professionisti, chiamasi ordini professionali, chiamasi... Non c'è programmazione, non c'è capacità istituzionale. Perché lo scorso anno, quando sono venuti i ministri e tutti i sindaci a applaudire su quello che era il patto per il Sud, il cosiddetto patto per il Sud alla Valle dei Templi, patto per il Sud firmato, patto per Palermo, per Catania, per le città metropolitane, benissimo, sono stati pianificati 5 miliardi e 200 milioni di opere. 5 miliardi e 200 milioni di opere. Ci si configura che alla città di Agrigento ha un programma su 5 miliardi e 2, Agrigento, provincia, ha un programma di 290 milioni.
A conti fatti ad Agrigento sarebbero toccati 550 milioni, provincia di Agrigento. Quindi parliamo di 260 milioni di euro che mancano di programmazione di lavori che viceversa, guarda un po', si vanno a caricare alle province di Palermo, alle province di Messina e alle province di Catania. Catania ha 1 miliardo, allora Agrigento 290 milioni. Catania viaggia con un programma di 1 miliardo e 600 milioni. Catania sta realizzando 600 milioni di depuratori da Acireale a sotto Catania, Simeto e via di seguito. Catania ha questo programma, significa Catania si assicura la programmazione turistica, mare, turismo, via di seguito. Agrigento ce lo scordiamo, non finisce qua, cortesemente. Ci sono altri interventi? No, cortesemente perché è il momento e dobbiamo. Andiamo ai porti, patto per la Sicilia, porti. La provincia di Agrigento ha il 20% delle coste siciliane e guarda caso affacciate sul Mediterraneo, d'accordo? 400 milioni di euro di porti, 400 milioni di euro di programmazione porti, Santo Stefano di Camastra, Messina 63 milioni, Gela 67 milioni, Termini Imerese 86 milioni, Pozzallo 20 milioni, Marsala 50 milioni, Palermo 14 milioni, Sant'Agata di Militello 42 milioni, di recente Augusta 25 milioni, ha concluso opere e via un programma per altri 50 milioni, Agrigento, provincia, non c'è nulla. D'accordo? E io conosco di un progetto approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul porto di Siculiana, d'accordo, con concessione del demanio, non c'è stata promozione e programmazione da parte dell'area sindaci della provincia, perché Siculiana rappresenta un ambito che non la possiamo riservare a solo Siculiana, ma dobbiamo dire Siculiana vale Agrigento, vale Porto Empedocle, è un porto turistico, vale quel che significa in termini di attrattiva di territorio. Una ciclovia, c'è la ciclovia che collegherà tutta l'Italia. Hanno escluso, la ciclovia parte dal nord, arriva Traghetta, ciclovie per il turismo, Traghetta, Messina, Catania, Siracusa, finisce là la ciclovia. Rete ferroviaria, 400 milioni, Palermo, Messina, Catania. Ora, questo è il dato di fatto, Aspetto, sanità. Noi sulla sanità siamo giunti a delle conclusioni, signori. Siamo giunti a delle conclusioni, perché noi rappresentiamo, poi lasciamo la gente che lasci constatare, che constati e che ciascuno dica quello che c'è da fare. Concludo perché il momento è importante. La sanità è il fattore principale. L'Unione Europea vuole che venga garantita e protetta la popolazione da un punto di vista sanitario. Ora, se noi abbiamo normative nazionali, che sono i cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza, che abbiamo il patto Regione-Stato sugli standard qualitativi dell'offerta del servizio sanitario, ospedaliero, sanitario. E da questi viene fuori la legge 189 del 2012 che riordina la rete dei servizi, sia PTA, punti di assistenza cosiddetti poliambulatori, sia la rete ospedaliera. Se a questa aggiungiamo decreti del 14 gennaio del 2015, decreti nazionali, decreto regionale del 14 gennaio 2015, decreto nazionale del luglio del 2015, Ministero della Salute, decreto Regione Sicilia riorganizzazione rete ospedaliera del 2017. Tutti questi decreti
e tutte queste normative prescrivono e dettano e legiferano e approvano che in provincia di Agrigento ci siano dai 900 ai 1030 medici ospedalieri, dai 900 ai 1030, perché le erogazioni il Fondo Sanitario Nazionale le fa le regioni ripartiscono quota popolazione alle ASP provinciali. Come si spiega che in provincia di Agrigento di 900 ne abbiamo circa 400? Come si spiega? E ci troviamo province come Caltanissetta che hanno 500 medici in più? O Catania altrettanto? Mi può star bene i 100-200 medici in più? No, Catania viaggia con 600 medici in più? Mi può star bene i 200 medici in più perché magari ci sono dei centri di ricerca. Ma perché mancano 400-500 medici in provincia di Agrigento fra ospedale di Sciacca, ospedale di Ribera, ospedale di Agrigento, ospedale di Canicattì, ospedale di Licata? Cosa significano, signori? Significano 35 cardiologi meno, 70 medici di lungodegenza meno, significano 37 ostetriche meno, significano 50 chirurghi meno, significa che il 32% della popolazione della provincia di Agrigento, un terzo, si va a curare fuori. Ce la siamo detta? No. Il 32% va a curarsi fuori, il restante 20% sono statistiche, ci possiamo sedere con chiunque, il restante 20% non avendo risorse finanziarie neanche si cura. Questa per me è fallimento totale della sanità ospedaliera provinciale e mi permetto, signori, noi abbiamo degli atti che sono normative di legge. Egregio amico, noi siamo qua per rappresentare questa situazione, noi siamo qua per rappresentare i numeri, perché dai numeri dobbiamo riguadagnare le posizioni. Dai numeri, questi sono i numeri e dobbiamo lavorare per riguadagnare queste posizioni. Ma nei fatti la faccenda è questa. A me mi debbono spiegare, alla gente comune debbono spiegare, perché le leggi vengono disattese. Noi abbiamo leggi dello Stato. Qua si agisce contro legge. Abbiamo leggi dello Stato. Noi non possiamo vivere in una provincia di Agrigento che non c'è un tavolo operatorio di cardiochirurgia, con la gente che se gli scappa l'infarto non possono cucire le vene e debbono correre o a Palermo o a Catania. Qua ci sono responsabilità. Noi a 3 anni... Queste responsabilità, mi permetto, egregio avvocato, non sono nate ieri. Queste responsabilità ci sono da non meno di 10 anni. È accaduto semplicemente, sono accaduti dei fatti. Sono accaduti che negli ultimi 10 anni non meno di 150 medici, i medici storici, quelli che riuscivano a tenere in pugno la situazione, sono andati in pensione. Perché sempre su queste cifre abbiamo viaggiato. Però se ne sono andati in pensione negli ultimi 10 anni circa 150 medici, quelli di carattere e con competenza. Sono stati sostituiti con medici a 6 mesi, a collaborazione, a progetto. Ragazzi che con tutto il bene che gli vogliamo, ma va a tenere dei reparti. Ora l'argomento è piuttosto semplice. No, l'argomento è piuttosto semplice. L'argomento è che qua ci sono delle normative di legge che debbono essere rispettate. Viceversa, infrastrutture, ho concluso. Viceversa, infrastrutture e sanità cosa significano? Significano che vogliamo, che si vuole, noi non lo vogliamo, lo scollamento fra cittadino e Stato di diritto. E in un territorio ad alto rischio di devianza sociale e criminale, d'accordo, diciamocelo, è impossibile che lo Stato di diritto diserti quelle che sono le funzioni fondamentali di servizio ai cittadini. A meno che lo Stato di diritto o parte di coloro che hanno delle cariche assolutamente vogliono che questa provincia sia relegata ai margini e possa essere serbatoio di programma di criminalità.
ha colorato un discorso. Togliere il microfono al dottor Licari evidentemente non è stato facile, perché aveva dei numeri. Con i numeri, ecco, i numeri sono i numeri, e evidentemente con questi numeri noi ci chiediamo fino a che punto si può parlare del diritto alla salute, ci chiediamo fino a che punto la nostra provincia stia nella stessa direzione delle altre province, fino a che punto in questa provincia si possa parlare di speranza. Certo, io sono di questo avviso, che un deputato regionale o deputati regionali da soli non possono fare nulla. È una mia convinzione. Se nei decenni passati i partiti come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista riuscirono a fare tanto, è perché dietro ad un deputato, dietro a un assessore, c'era un partito che faceva opinione, un partito che sosteneva l'assessore o il presidente della regione o il deputato, ma un deputato solo può fare poco senza un grande sostegno, perché si tratta di scontro anche economico e di interessi con altre province o con altre aree. È la stessa cosa che un assessore in un comune, con tutta la buona volontà, se è solo non potrà fare nulla. Allora ecco l'importanza anche dei cattolici in politica o di altre forze politiche uniti anche a sostenere chi sposa le proprie idee. Abbiamo l'onore questa sera di avere con noi Margherita La Rocca Ruvolo. Prego gentilmente, ecco, un suo saluto. È stata sempre presente nelle nostre iniziative. Grazie Enzo, grazie a voi. Io veramente sono venuta questa sera un po' per ascoltare e un po' mi permetto di dire che quando il tema è un tema serio, che però tocca troppi argomenti, allora non possiamo neanche però permetterci di sciorinare dati, e diventa pure pericoloso, perché per chi ascolta e per chi in qualche maniera vuole capire se c'è speranza, noi dobbiamo in qualche maniera vedere il bicchiere mezzo pieno. Se lo vediamo solo mezzo vuoto diventa mi permetto di dire, esatto, ci deprimiamo. Allora anzitutto secondo me ora prima e dopo io questa considerazione del partito dietro, è ovvio che i partiti quando c'erano, ma in una società liquida, come la definisce Buhmann, ed è liquida nei rapporti interpersonali, ma perché? Ma ci frega qualcosa del vicino della porta accanto? Prima ancora di cominciare a vedere. Allora il problema è che la società si è liquefatta in questi anni, non ci sono stati e non ci sono i presupposti per cui si può parlare di un aggregato sociale tale dove al centro ci sia anzitutto, caro Enzo, la persona, e poi successivamente, io almeno mi permetto di dire, la dottrina sociale cattolica, se sono cattolica, o la dottrina cristiana in senso lato, se sono una cristiana o musulmana. Ma si è sfaldata questa società. In una società sfaldata recuperare i rapporti è pressoché difficile. Questo secondo me è il primo elemento. Quindi si sono sfaldati i rapporti, si sono sfaldati i partiti, si sfaldano le famiglie. C'è un concetto di egoismo che ha soppiantato tutto. Che questo sia il frutto di una società che si evolve, che abbiamo esportato modelli all'americana. Ora non lo so e non voglio fare la sociologa in questa sede, ma di fatto questo è uno dei problemi più importanti che in questi ultimi 30 anni stiamo vivendo. Tant'è vero che se noi ci riferiamo alle persone più grandi di noi di 30 anni, ci dicono questa società non si riconosce più, non ci si riconosce più. I ragazzi che crescono peraltro con una aggressività che io da politico oggi mi dico, noi
da adulti dobbiamo stare attenti, perché inoculare questa aggressività ha portato e non ha portato altro che a quella modalità di fare politica che tutti abbiamo messo al bando, perché chi urla di più ha ragione, e questo urlare di più abbiamo visto in questi 90 giorni cosa ha significato. Quindi di questo gli adulti, tra virgolette adulti in termini di età, ci dobbiamo interrogare, ce lo dobbiamo porre come concetto. Poi lasciatemi dire una cosa, io sono un deputato di seconda legislatura, riconosco che c'è una legge elettorale che nessuno ha voluto cambiare, e qui questi partiti di cui ho sentito parlare questa sera hanno avuto una responsabilità incredibile, perché non hanno avuto il coraggio di una legge elettorale per cui una persona vada dentro l'urna e possa scrivere un nome e un cognome scegliendo da chi essere rappresentato. Quando questo non è possibile, già la democrazia è venuta meno, anche quella cristiana a cui tu facevi riferimento prima, per cui questo è stato la iattura più grossa. Non poter scegliere da chi essere rappresentati. All'Assemblea regionale siciliana, che tanto avete bistrattato qui poc'anzi, vi dico che ancora almeno questo barlume di democrazia c'è, perché la gente che ha voluto essere rappresentata da me, quelle 5.500 persone, l'hanno dovuto scrivere Margherita La Rocca. Non ci sono andata per virtù dello Spirito Santo, nemmanco per essere inserita in una lista che consentiva l'ascesa così in automatico. Allora, è tutto questo, da questo viene a cascata il diritto. Se io non ho diritto di rappresentanza o di essere rappresentato, verranno meno, caro dottore Licari, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a tutto, perché è venuto meno il diritto alla democrazia. Questa è la mia idea. L'ultima cosa che voglio dire, quando si parla di sanità, io in questo momento ho un incarico che è delicatissimo e di cui sento la responsabilità forse più che essere deputato. Allora, io sono stata a Canicattì, sto andando in giro nei territori, in Sicilia dove mi chiamano. La dobbiamo smettere col pensare che noi possiamo avere una sanità sotto casa. Noi dobbiamo lavorare per avere efficiente, efficace ed economica, perché poi ci sono le famose 3. Noi dobbiamo lavorare per avere una sanità territoriale che purtroppo manca, quindi manca sul territorio la possibilità di avere fatta una diagnosi precoce e di poter poi essere curato. E sul discorso della mobilità passiva mi trovo perfettamente d'accordo, perché questa mobilità passiva è data dal fatto che questa politica forse ha piazzato anche quei professionisti che tante competenze non avevano, ma avevano il supporto oggi di questo, oggi di quell'altro, e che potevano in qualche... Poi però se mi sento male dico per carità non ci vado, perché io magari ho la possibilità di potermi curare altrove. E questo è un ragionamento altrettanto calzante, ma devo dire pure che a fronte di questa diciamo modalità negativa di vedere la sanità, ci sono tantissimi medici che ogni giorno operano in condizioni di grande crisi, disagio, eccetera, per aiutare. Prima parlavate di cardiochirurgia, mi chiamate in causa, io non ho, lo dico non perché molti pensano per essere moglie di, no, ma perché lavoro nel mondo della sanità da una vita. La cardiochirurgia intanto tende ormai a finire, perché c'è una cardiologia interventistica, se qui tra di voi ci sono medici, che ha soppiantato la cardiochirurgia, perché con la cardiologia interventistica tu risolvi 3.000 problemi, e quando arrivi all'intervento chirurgico ci arrivi dopo magari avere fatto 5 angioplastiche, avere messo la valvola in maniera passando in maniera per via femorale, eccetera. La cardiochirurgia, se non ci sono i numeri, parlate poi di qualità, per poter avere la qualità devi fare i numeri. Allora un chirurgo che opera 30 casi l'anno, 50 casi l'anno, 70 casi l'anno non può fare qualità. Allora noi dobbiamo mirare ad avere, questo l'abbiamo detto più volte, in una provincia come la nostra, che è una provincia allungata purtroppo, caro padre Giammusso, noi dobbiamo fare in modo che i nostri 3 presidi ospedalieri, 4 presidi ospedalieri, compresa anche Ribera, questi 5 presidi devono essere caratterizzati da peculiarità uniche. Allora faccio un esempio, su Ribera si sta lavorando per la riabilitazione, allora diventa polo per la riabilitazione. Sciacca, lo anticipo perché ho fatto la guerra e la continuerò a fare, non solo per la mia provincia, ma per tutta la regione. Però se Sciacca diventa il polo della cardiologia interventistica, dove possono afferire da più parti e quindi diventa di livello
alto è un bene non solo per Sciacca ma per tutti i territori. Tu sai che vai lì e trovi, da questo punto di vista c'hai tutto. Agrigento l'altro giorno, Canicattì, l'altro giorno sono stata invitata a quel bellissimo convegno sulla Stroke Unity. Allora tu sai che lì hai un problema tumorale, puoi andare, perché non solo vieni subito aggredito il tuo male, ma nello stesso tempo viene fatta la ricostruzione plastica, ti viene fatto tutto. Manca a volte la comunicazione, quando tra di noi non parliamo, ed è quello che accade, caro padre Giammusso, nelle famiglie che si sono sfaldate. Le famiglie si sono sfaldate perché padre e figlio non parlano, perché marito e moglie non parlano più, si sta a cena e si guarda solo il cellulare. Ecco, una volta la mensa era il luogo dove tu riportavi le tue angosce, le tue pene, le tue gratificazioni della giornata. Questo modello esportato nel sociale ha lo stesso effetto, quindi anche a livello di sanità, mi voglio soffermare solo sulla sanità, ma potremmo parlare, se ci fosse questo tipo di comunicazione, che io so dal versante occidentale che a Canicattì c'è questo, non c'è motivo che vado a Milano per fare la mastectomia, per essere operato al tumore, quindi aumentare le spese eccetera eccetera. Se so che, faccio un esempio perché non è, lo dico in senso lato, se so che a Agrigento c'è un'ortopedia che è al top, allora su Agrigento si concentrerà. Cioè, su questo oggi bisogna lavorare, ma pensare di avere tutte le specialità sotto casa per i costi che oggi ha la sanità, questo non è possibile. Allora a questo, la gente va educata anche a questo, perché da qui poi c'è l'Intasari pronti soccorso eccetera eccetera, che è polemica di questi giorni. Però su questi ragionamenti la gente va informata, perché se la gente è informata, se è accolta bene, sono d'accordo con voi, non si investe in infrastrutture, quindi i nostri ospedali fanno pena, perché arrivi là, i pavimenti non esistono, le porte sono divelte, gli allarmi non ci sono, gli ascensori non funzionano, qualcuno però li avrà rovinati o no? C'è questo senso civico? Queste scuole, queste famiglie educano al senso civico? Quindi qua è il discorso, se andiamo a ritroso ci sono problemi che sono connaturati proprio col nostro modo di relazionarci tra di noi. Allora su questo bisogna lavorare. E per quanto riguarda, io sono stata molto, e lo dico da questi microfoni perché io sono stata molto scettica col governo Crocetta. A Palazzo d'Orleans non sono mai andata, mi è capitato di andare in 5 anni 2 volte e tutte e 2 le volte al gabbiotto mi hanno chiesto: ma lei chi è? Ho dovuto dare il tesserino per entrare, tanto non mi ha mai visto nessuno. Questo è il livello. Allora, quindi voglio dire, mi permetto di dire che Crocetta ha avuto i suoi difetti, non è questo, non è un processo a nessuno. Sicuramente alcune cose dovevano essere sì abbattute ma poi anche ricostruite. Oggi c'è un governo diverso, è un governo di destra, è un governo Musumeci, il presidente Musumeci è una persona che da questo punto di vista sta dando prova di affidabilità, sta dando prova di competenza, sta lavorando sotto traccia, vedete se rilascia un'intervista, vedete se risponde agli attacchi dei giornalisti, non lo fa perché sta pensando di portare avanti un programma che su questi 3-4 temi che aveva prima enunciato il dottore Licari, il Presidente e la sua Giunta stanno lavorando. Certamente un governo lo si valuta, almeno io credo, dopo un anno e mezzo, dopo 5 mesi, 6 mesi, non puoi fare assolutamente nulla. Andiamo alla progettazione di cui parla lei, ma se non abbiamo gente capace di progettare, pure nei comuni accade questo e si perdono i fondi perché non si ha la capacità di progettare, i fondi ritornano indietro, i fondi ci sono stati, quindi questo è il problema. E molto spesso noi ci ritroviamo, quando prima parlavate, io spero che qui non ci sia gente che mi additi, come io non voglio fare assolutamente, ma sono delle constatazioni, però molto spesso è vero che magari negli ospedali troviamo i 500 medici in meno di cui lei parlava prima con i dati alla mano, io presumo che siano veri, non ce li ho, quindi presto fede a quello che sta dicendo lei, però magari ci ritroviamo amministrativi che arrivano non si sa dove, quindi ci deve essere qualcosa che non ha funzionato, infermieri che non vanno bene. L'altro giorno me lo stavano enunciando proprio su Ribera di uno, non va bene per fare l'infermiere in corsia, però poi, e quindi l'hanno dovuto mettere in ufficio, però va bene per fare il 118 dove va a guadagnare. Allora, se uno si imbuca da una parte, uno si imbuca da un'altra parte, gli amministrativi sono arrivati alle stelle e poi nelle corsie non ce li abbiamo, anche questo forse c'è qualcosa da parte di chi poi amministra che non funziona. Allora, la
speranza però non la dobbiamo perdere, perché se noi ci abbattiamo o ci lasciamo andare non ha senso manco che ci ritroviamo qui, tanti o pochi che siamo, per cercare di dare, non a noi, perché io credo che ognuno di noi la storia l'ha fatta, ma ai nostri figli l'input per andare avanti. Molti di questi medici hanno ragione, io per prima pago le spese di un marito che vive a Roma e di io che vivo qua. Mio marito era a Palermo, non era ad Agrigento a fare il cardiochirurgo, eppure non è stato messo nelle condizioni di lavorare appieno come un professionista vuole lavorare in termini di sicurezza per i suoi pazienti, e a un certo punto ha detto: sai che c'è, a 61 anni non posso ancora impazzire per capire se capiscono, me ne vado e non ci pensiamo più. Ha avuto un'opportunità e se n'è andato. Quindi questo succede, accade, dobbiamo, però guarda caso poi magari di contro ci sono io che ogni giorno, perché elenco, sottolineo, sollecito delle cose. L'altro giorno, lei parlava, l'altro giorno in commissione, per chi segue, non lo so, chi di voi segue le attività parlamentari, perché anche questo ti umilia, quando senti i giornali che dicono lavorano 7 minuti al giorno, 4 minuti al giorno, ma tu non mi puoi valutare se l'aula si convoca o non si convoca, tu mi devi valutare nelle commissioni dove io sono, quante ore ci passo dentro questa commissione, e se io dentro la commissione passo 5, 6, 7 ore, di cui 4 solo per un'audizione, tu non mi puoi dire che io sono una nulla facente o una nulla tenente. L'altro giorno, parlando di depurazione, tanto che siamo tutti sensibili alla questione dell'acqua, in commissione sesta è venuto fuori, e mi pare che su questo i dati sono sbagliati, perché almeno stando a quello che ha detto l'assessore Piero Bonne, noi siamo in infrazione, l'Italia intanto è in infrazione da parte dell'Europa per i depuratori, la Sicilia lo è da parte dello Stato centrale, e la Sicilia in toto, e paga una multa, pagheremo una multa di 200 milioni se non ci attiviamo immediatamente. Bene, le dico una cosa, questo tema è venuto fuori proprio parlando di depurazione l'altro giorno in Commissione Sanità, perché l'obiettivo della Commissione non era indagare i gestori, a me non me ne frega nulla dei gestori, se c'è l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, era capire se questi depuratori che non funzionano, ed è venuta l'ARPA e tutte le istituzioni presenti, se questi depuratori non funzionano, arrecano un danno alla salute, sì o no? Se arrecano un danno, io da cittadino me lo devo porre ancor prima che da cristiano, da cittadino me lo devo porre il problema e devo correre al riparo. Enzo, da sola, molto spesso quando si fanno le battaglie, spesso si rimane da soli. Spesso si resta da soli, però uno deve avere anche quella coerenza, quel coraggio di dire che malgrado la solitudine si va avanti. Forse questo un po' è quello che alla fine io della mia giornata di lavoro dico: ho fatto il mio dovere fino in fondo, una sola risposta c'è, o sì o no. La buonanima di Monsignor Di Marco mi ha insegnato una cosa che io mi porto, è stato il mio padre spirituale ed è quello che ha voluto che io facessi politica, perché io non me ne volevo manco sentire, perché non mi interessava, facevo altro. Ecco, è stato lui a spingermi per questa cosa. Io ogni mattina, quando lui una volta mi disse il discernimento, Margherita, il discernimento, io ho detto: Monsignor, ma che è sto discernimento? Lei mi fa: ma è semplicissimo. Lui che era così scarno, lei lo conosceva, quindi tu ti devi porre una semplice domanda: se morissi in questo momento, sono nel posto giusto? La risposta è o sì o no. Quindi io credo che il cristiano, non ho lezioni da dare a nessuno, sono peccatrice ma non sono corrotta, mai. Questa è la cosa che voglio sottolineare. E la corruzione è stato il vero male della nostra terra, veramente del mondo intero, perché io vado in Africa, sono più corrotte di qua, vai lì quindi la corruzione è la cosa che ha rovinato il mondo. Però ti dico una cosa: se io morissi in questo momento sono nel posto giusto? Vuol dire se morissi ora e sono nel posto giusto anche alle 9 di sera dove mi aspettavano una cena, vuol dire che sto facendo il mio dovere. Se non sono nel posto giusto mi devo preoccupare e dire: devi aggiustare il tiro tu, perché c'è una responsabilità che è personale, perché troppo spesso ci siamo nascosti dietro una responsabilità collettiva. La responsabilità collettiva dice un vicinante nudo, siamo tutti a posto. Grazie onorevole La Rocca, per chiarezza e per precisione noi abbiamo esteso l'invito a tutti. Evidentemente c'è chi ha ritenuto non venire o per motivi l'onorevole Margherita La Rocca è venuta da Montevago perché ci teneva, per cui per scanso di equivoci noi l'invito l'abbiamo rivolto a tutti.
lei ci ha voluto onorare. Certo, sono dell'avviso, e lo dico sia a Margherita La Rocca, ma lo posso dire per qualsiasi altro deputato: da soli non si va a nessuna parte. Le battaglie politiche che vengono condotte nell'Assemblea regionale devono essere battaglie sostenute da tutta la popolazione. Nonostante la buona volontà, se non c'è un forte movimento di opinione, il risultato, ahimè, per me, secondo una mia valutazione, non può essere del tutto eccezionale, perché gli interessi sono tanti. Se io l'ho potuto constatare nel mio piccolo, in 1 anno e mezzo di vita amministrativa in uno dei comuni non facili, io penso cosa significa come un'assemblea regionale. Renato Rametta, prego dottor Rametta. Anche a Renato devo dire la brevità dell'intervento, se potete a questo punto. Data l'ora tarda, 4 minuti e 4 flash. Tutto quello che ha detto il dottore Licari ci mette a perdere la speranza, ma noi insistiamo che non dobbiamo perdere la speranza. Io sono un cattolico democratico, sono stato consigliere comunale di Agrigento nella Democrazia Cristiana e me ne vanto. E devo dire che ho sempre seguito i principi cristiani della Chiesa, che ormai si sono perduti, perché penso che i valori siano il fondamento della vita di ognuno di noi. Senza valori non si può andare avanti. E in questo contesto, dove oggi hanno nominato pure un ministro per la democrazia diretta, caro onorevole, cioè la democrazia diretta significa che io chiedo al web, il web mi risponde, magari poi altero la risposta dell'interessato, e questa è la vera democrazia che Casaleggio e compagnia vogliono affermare. Noi allora in base a questo dobbiamo reagire, dobbiamo cercare di ritornare alla speranza dei cattolici democratici che si sono perduti, e credo che l'avvocato abbia ragione quando dice che la Chiesa non ci ha collaborato, che la Chiesa ha cercato di dividerci, perché io vorrei capire, padre Giammusso, che io la stimo moltissimo, gli italiani sono cattolici o sono razzisti? Cioè, da quello che io sento dire contro gli immigrati, mi fa pensare che siamo tutti razzisti. Mi dica, padre Giammusso, cosa dobbiamo pensare? E queste sono delle piccole riflessioni per cui io ho voluto intervenire, e voglio anche intervenire su quello che ha detto il dottore Licari e l'onorevole Margherita. Lei lo sa che i manager sono premiati alla fine dell'anno se risparmiano? Lei lo sa che i concorsi negli ospedali non si fanno da circa 20 anni? E non è vero quello che dice il dottore Licari, che dato che c'è un 32% in meno se ne vanno fuori. No, i medici che ci sono stati, io ho lavorato per 43 anni, prima 35 anni all'ospedale di Agrigento e poi 5 anni all'ospedale di Cata, abbiamo lavorato il doppio, il triplo per sostituire quelli che non ci sono. Io non facevamo il riposo, io dopo la notte poi restavo in reparto perché c'era un'altra attività da svolgere, e abbiamo coperto queste mancanze. Non è vero che la gente va fuori, almeno per la cardiologia. E poi voglio dire all'onorevole, scusi se le dico direttamente, la cardiologia, l'emodinamica di Agrigento, la cardiologia interventistica di Agrigento è tra le migliori della Sicilia, sia in qualità sia in quantità, con numeri superiori anche agli ospedali di Palermo. E lei mi dice che il polo lo vogliono fare a Sciacca. Vorrei che rivedessero tutta la situazione della cardiologia, dell'emodinamica, cioè la cardiologia interventistica e l'emodinamica. Quindi vorrei un po' capire. Grazie. Sì, sì. Lo Sciacca abbraccia 2 province, Palermo e Sì, sì. Renato, sì. Bene, data l'ora dobbiamo chiudere questo incontro. Cattolici in politica. È stato un dibattito, a mio modo di vedere, interessante, proficuo. Abbiamo assistito all'intervento
dell'avvocato Enrico Quattrocchi, del dottor Lametta, del dottor Licari, dell'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo. Certo, ci sono tanti altri che vorrebbero anche intervenire, considerato che l'argomento è molto complesso. Noi stiamo iniziando un cammino. Dopo Agrigento noi saremo Canicattì, Ravanusa. Sì, prego. L'onorevole vuole dire qualcosa? Perché se si è creata la confusione dal vivo qui, immaginiamo per chi ci ascolta da casa. Io non volevo dire che verrà depotenziato Agrigento, assolutamente no. Intanto ho fatto degli esempi perché non ho né ancora la rete né nulla. Però nel caso di Sciacca, che serve 2 province e ha Palermo, molti comuni della provincia di Palermo e la provincia di Trapani, da Mazzara in qua vengono tutti su Sciacca. Sciacca da questo punto di vista è un polo importante per quel versante che su Agrigento non verrebbe, questo volevo dire, quindi senza nulla togliere all'ospedale d'Agrigento. Grazie Margherita. I temi che abbiamo trattati sono molti, ma certamente su uno, come cattolici in politica, dobbiamo spenderci. Cioè non è sostenibile che la metà dei nostri risparmi vada via, e si parla di 3 miliardi e 600 milioni di euro. Il denaro deve essere reinvestito sul territorio. Bene, come dicevo, noi continueremo questa esperienza, questo documento lo faremo conoscere in altri comuni, già abbiamo un calendario di iniziative. E così vogliamo fare questo cammino, lento cammino. Certo, se volete il mio pensiero, sono personalmente ottimista nelle cose, cerco di dare fiducia alle persone, cerco di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Anche a questa nuova avventura, anche a questo nuovo governo, io voglio dare fiducia. Tuttavia, io ritengo che come cristiani, come cattolici, come nel momento difficile del dopoguerra 44-45, i cattolici si presentarono all'appuntamento per ricostruire questa nazione, così noi dobbiamo tenerci pronti per ricostruire questa nazione. Volete o meno, io non ho avuto mai fiducia ai proclami e ai populismi. Io ho fiducia a quelli che non gridano, ma quelli che stanno con i piedi per terra e fanno una politica ragionata, dicendo alle persone quello che realmente si può fare, perché non c'è cosa più brutta quello di suscitare messianismi, speranze difficili poi da attuare. Ritorno a dire, noi ci auguriamo di vero cuore che questo nuovo governo possa portare risultati positivi, perché se ci sono questi risultati positivi è tutta la nazione che cresce. Ma se non dovessero esserci questi risultati positivi, dovesse cadere questo messianismo che si è diffuso, qualora la frustrazione e il disastro dovesse essere enorme, noi cattolici dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo essere presenti. E con questo ecco, impedire che venga impedito. Sì. Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito.